Ragazzi, la cosa assurda è che ci rimangono 4 partite e per essere promossi dobbiamo vincerle tutte e 4, cosa che al momento vedo molto molto duro, molto molto dura. Mi ha veramente svuotato un po'. Inter-Napoli mi ha veramente svuotato un po', raga, perché onestamente meritavamo almeno quantomeno non di perdere. Però va bene, affrontiamo l'Inter, affrontiamo l'Inter, che ha gran parte dell'Inter, porca troia, con dei bastoni. I nostri ragazzi sanno tutti bene, tranne Raccamani, e facciamo giocare Ostigard titolare. Ma sì, il resto sono tutto ok. Gli avversari, come abbiamo visto, hanno parecchia Inter, anche se hanno chiaramente anche altri fenomeni. Capisce perché questa situazione, però pare che siamo pronti per questo Inter-Napoli a San Siro. Inter-Napoli a San Siro. Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento con il nostro sport preferito. Eccoci qua. Se avete amici che ancora ritengono il calcio soltanto un gioco, siamo pronti. Bene così, è avanti Napoli. Gli spalti sono gremiti, la si parte. I colori la fanno da padroni e non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che provano a partire molto forte loro, ma Anghissà recupera palla, appoggia a Meret che la va lungo da Osimhen, che prova a spizzare, non ci riesce, Lobotka la appoggia a Mario Rui, che la dà Kvaratskhelia, che di prima va da Zielinski, che cambia tutto verso il Ciuchi Lozano, che ovviamente stoppa di merda e perdiamo palla. Attenzione Di Lorenzo, palla per Anghissà, poi palla per il Ciuchi aspetta Giannino Di Lorenzo, che arriva il capitano, cross del capitano e spaventoso gol di Piotr Zielinski. Partiamo fortissimo, gol assurdo, un gol assurdo, ragazzi, assurdo. Me lo fa vedere? Lo fa vedere? Ha fatto un gol assurdo Di Lorenzo, cross, mamma mia, ragazzi. 1-0 Zielu. Osimhen recupera palla, Di Lorenzo, Ciuchi Lozano prova a fare una magia, non ci riesce, Kvaratskhelia dentro per Osimhen, attenzione, la palla arriva comunque da Osi dopo un rimpallo, Osimhen, cross in mezzo, Donnarumma la para, attenzione Lobotka, attenzione contropiede dell'Inter, Anghissà recupera palla e supera in profondità per il Ciuchi Lozano, che la ridà indietro ad Anghissà, che ha provato la giocata, attenzione ad Ostigar che deve chiudere, non ci riesce, Lobotka, Kim chiude, grandissima chiusura, poi però perde palla, attenzione, non siamo riusciti a ripartire subito, Zielinski deve chiudere Zielu, cross in mezzo, c'è Kim, e per poco non facciamo un pasticcio. Meret ci va verso Zielinski, che però si fa soffiare palla nel contrasto, Lobotka, Gabriel Barbosa colpisce Kim, fase di sofferenza in cui non riusciamo ad impostare per ripartire. Ostigard, mamma mia, Meret rilancia verso Osimhen, che non riesce a metterla giù, poi Anghissà recupera palla e poi Kvaratskhelia prova ad andare in profondità dal Ciuchi Lozano, che si ferma, Lozano dentro per Kvara ancora, Osimhen si gira, Osimhen prova ad andare dentro la Zielu, attenzione, recupera palla Anghissà, Mario Rui, il cross in mezzo, parata del portiere Lobotka, tiro di Lobo dalla distanza, niente da fare. E poi Mario Rui in ripiegamento, la palla subito poi per Kvaratskhelia, la parata e Osimhen appoggia in porta per il 2-0. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. 2-0 a San Siro, bene così. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla, l'autore del gol non si è... Stiamo giocando bene. E abbiamo assolutamente bisogno di questa vittoria. Ostigard, anticipo pazzesco, e poi vede in profondità il Ciuchi Lozano,
che si fa però anticipare. Ah, non riesce nell'anticipo Kim. Recupera palla Giannino Di Lorenzo. Palla per Lozano. Osimhen. Zelinski per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, il cross in mezzo. Stava per arrivare Osimhen. Anghissà anticipa l'avversario, poi Mario Rui dentro per Zielinski che cross in mezzo, c'è Osimhen. Ciuchi Lozano recupera palla dentro per Giannino Di Lorenzo, Osimhen, e sono 3. Doppio assist di Giannino. 3-0 Napoli. 3-0. 3-0 ragazzi. E ancora Kim a recuperare palla. Kvaratskhelia per Zielinski. Aspetta Mario Rui dentro per Zielo ancora, che cambia tutto verso Lozano. Palla sta giù da Lobotka. Giannino Di Lorenzo, attenzione Lobo, calcio di munizione per l'Inter. Siamo 3-0. Siamo 3-0. Provano a ripartire, non riusciamo a recuperare palla, attenzione Kim, recupera palla Zielinski, palla per Kvaratskhelia che però non protegge bene la palla. Condé va da Antony, ma Kim se lo mangia e poi guadagniamo fallo laterale. Mario Rui va da Kim, Zielinski, brutta palla per la strada Zielinski, poi Di Lorenzo e va poi lungo da Lozano dentro per Zambanghissà che la perde ancora, poi Di Lorenzo recupera palla, la riperdiamo ancora. Ostigard chiude su Martinelli ancora, infatti sì, mamma mia Meret, confusione totale. Meret ci mette una pezza e poi rilancia praticamente verso Kvaratskhelia, la palla non arriva a Kvara. Mario Rui però recupera palla Zielinski, caputtana questi passaggi di merda. Di Lorenzo, ci stiamo complicando la vita inutilmente, senza senso, totalmente senza senso questa cosa, totalmente senza senso. Gran prova di forza, palla recuperata. Fatto un inizio spaventoso, stiamo giocando malissimo e loro stanno arrivando sotto porta praticamente solo per i nostri errori. Attenzione Mario Rui, chiude ancora e poi non riesce ad evitare il fallo laterale. Mario Rui, palla per Kvaratskhelia che si gira, Kvaratskhelia va largo, Kvaratskhelia dall'altro lato verso Lozano, la palla non arriva al Ciuchi purtroppo, però la palla arriva a Di Lorenzo che recupera palla, Zambanghissà, arrivata al Ciuchi Lozano dentro per Osimhen, palla troppo lunga ma guardiamo, calcio d'angolo. Abbiamo ricominciato a farci sotto. Zielinski prova ad andare da Victor Osimhen per il solito schema, non riesce a staccare Victor. Fine primo tempo, 3-0. 3-0. Ok, pare che possiamo riprendere la partita. No, non la possiamo riprendere. Che palle, voglio, mamma mia. Ok. Ci vuole provare. Si riparte Osimhen, Lobotka, palla di nuovo per Osimhen. Ostigard, Anghissà, Zielinski. Prova ad appoggiare. Troppo superficiali, troppo superficiali. Gli sbaglia tutto, attenzione a Mudryk, la recupera la palla Ostigard e poi Di Lorenzo va dal Ciuchi Lozano che aspetta, troppo palla, la perdiamo ancora, poi Ostigard recupera, la dà a Lobotka che appoggia per Osimhen che si fa fare fallo da Skriniar e poi va largo da Kvaratskhelia che appoggia per Zielinski entra in area Zielu, prova a fermarsi il difensore senza fallo, dice l'arbitro, poi Kvaratskhelia, la parata di Donnarumma.
che rilancia, attenzione, palla per Anghissa che la appoggia a Mario Rui, la dà Kvaratskhelia che appoggia Zielinski che dribbla, la dà ad Anghissa, prova ad andare dentro, niente da fare. Mario Rui prova a ripiegare, l'Inter prova ad attaccare, vogliono provare a segnare, ma c'è Ostigard e poi Mario Rui. Anghissa si va a rubare palla ancora, sono molto aggressivi. Di Lorenzo, palla per il Ciughi Lozano, questa volta non aspetta, riesce addirittura a dribblare. Secondo me lì c'era fallo, però attenzione, palla poi per Di Lorenzo, fermato da Skriniar, palla arriva a Zielinski, palla per Anghissa, prova a cambiare tutto, niente da fare, Zielinski, Lobotka, attenzione, Osimhen, la dà a Kvaratskhelia, palla lunga, peccato. Ma c'è cagato cazzo, però, lo giuro, c'è cagato proprio cazzo. C'è un po' Politano. Politano. Un po' il Ciolito, no, il Ciolito cosa mai dopo. C'è un po' Politano. Al posto del Ciughi Lozano, amici. Condé. Attenzione Di Lorenzo, niente da fare, Ostigard copre palla Anghissa e poi Politano va da Zielinski che allarga in profondità verso Kvaratskhelia, grandissima palla di Zielo, Kvaratskhelia arriva al cross, c'è Osimhen che prova ad appoggiarla, miracolo di Donnarumma, incredibile miracolo ragazzi, e poi Anghissa e ora palla Politano, la appoggia Anghissa che arriva di gran carriera, attenzione Anghissa, cross in mezzo, c'è un fenomenale gol di Osimhen per la tripletta. Spaventosa partita contro l'Inter ragazzi, spaventosa partita, 4-0, tripletta di Osimhen. Attenzione, Kvara recupera palla, prova ad andare in profondità da Politano che però non era partito. Anghissa recupera ancora, palla nostra, neanche palla nostra per il fallo laterale. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Di Lorenzo, Anghissa cambia tutto verso Kvaratskhelia che deve solo appoggiare, poi crossare e poi arriva Zielinski, miracolo di Donnarumma qui che evita il 5-0 e la manita. Attenzione, Ostigard, niente da fare, prova il contropiede l'Inter, arriva Di Lorenzo che mette fuori, arriva Politano, poi dentro Lobotka, appoggia per Anghissa, dentro per Zielinski, per Kvaratskhelia che prova il dribbling, ma Koundé riesce a fermarlo. Kim, parla per Kvaratskhelia, appoggia per Zielinski, Politano, Osimhen, niente da fare. Attenzione, prova a ripartire l'Inter, Ostigard, Kim, grandissimo, Osimhen, sta palla Mario Rui, ci hanno provato, tanto 4-0. Tripletta di Osimhen, facciamo entrare a questo punto un po' il Ciolito, Ciolito Simeone, faccio entrare anche un po' Gaetano al posto di Zielinski, anche se Zielo stava giocando molto bene per carità, e faccio entrare anche un po', anzi no, Elif Elmas, e basta così. Come sta? Ah, male, ok. Giacomino va benissimo. Bene così, un po' di forze fresche a centrocampo, cambiamo l'attaccante e chiudiamo questa partita. Meret va lungo dal Ciolito Simeone, si appoggia per Lobot, anzi Gaetano, palla per Kvaratskhelia fermato, prova a recuperarla ed è loro. E loro, attenzione, palla per Ostigard, Mario Rui, Elmas, palla per Gaetano, dentro per Elmas, la dà il Ciolito Simeone che prova ad allargare verso Politano, gran palla di Simeone per Politano prova a crossare in mezzo, c'è Simeone e la manita arriva dal Ciolito.
tutti che per un professionista il gol è Manita. sempre una soddisfazione, ma qui c'è da domandarsi se non sia meglio rallentare. Ennesimo spaventoso gol al volo di questa partita. Stanno approfittando tutti per migliorare le proprie statistiche. Abbandona? Certo, se gli dai avversari cazzo. non gli mettono i bastoni 5-0, manita. Fuori casa. E ha avuto subito un grande... Ci becchiamo per abbandono in questo caso, ma è 5-0. Questa fantastica vittoria contro l'Inter.